Il tema migranti è necessariamente tra le prime voci del bilancio del primo anno di governo di Giorgia Meloni e il confronto tra dirigenza del partito e iscritti, siano essi amministratori pubblici o semplici elettori, non può prescindere dal nodo CPR. Proposta impopolare, quella di un centro per i rimpatri in ogni regione, ma dalla quale per Fratelli d'Italia non si può prescindere per gestire gli arrivi evitando l'accoglienza diffusa. I CPR ci sono in altre regioni, vanno fatte in ogni regione perché consentono lì in maniera molto più veloce di capire chi ha lo status per rimanere e lavorare da noi e chi invece va espulso e ci consentono una rimediata rimpatriata degli stessi. Chiaro che vanno fatti nei luoghi dove c'è poca pressione abitativa, dove sono facilmente controllabili e dove magari non hanno già pagato un prezzo alto come Cona e Conetta. Dentro questo centro dove sarà, cercheremo di mettere tutte le tutele per il territorio che lo ospiterà. Nessuno vuole, no, una cosa così impattante nel proprio territorio. Vedremo di fare in modo che sia almeno compensata. Ma una soluzione strutturale, ripetono dal partito della Premier, va ricercata a livello internazionale. Non è possibile ovviamente consentire di far entrare un oceano all'interno di una bacinella. Crediamo in un blocco navale europeo con l'appoggio anche delle nazioni che vivono di là del Mediterraneo e che sono quelle più coinvolte in questa grande partita. Il resto sono solo palliativi, dice De Carlo, che hanno tuttavia una ricaduta sui territori. Io sono sempre stato contrario ai migranti in generale, però rispetto a una gestione diffusa, 3 per comune, meglio ci sia un grande centro dove si possono controllare e dove soprattutto si possono mandare via appena è finita l'emergenza o appena si trovano soluzioni con l'Europa. Ma far pagare 5.000 euro per evitare il CPR è un'idea che la trova d'accordo? Sì, sono anche pochi.